Stronzo, vergognati, prete inutile, mi fai schifo, che prete del cavolo che sei. E poi bestemmie ed altre offese innominabili. Sono solo alcune delle offese ricevute da Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto, dopo i suoi commenti al post di Giada Smania, influencer trevigiana nota come Vacca Power, che qualche giorno fa ha lanciato una campagna sui social tramite GoFundMe per raccogliere fondi per la sua cagnolina Pep, malata di leucemia mieloide, il cui trattamento richiedeva cure molto dispendiose e poi deceduta. Giada in meno di una settimana aveva raccolto circa 15.000 euro, una somma che Don Andrea commentava scrivendo, sempre sui social: mi chiedo quante persone avrebbero potuto essere aiutate con 15.000 euro, soprattutto ora che l'emergenza freddo si fa sentire e il bisogno di casa è drammatico. E mi domando se la vita di un cane o il prolungamento di qualche mese della sua vita possa essere sullo stesso piano di questo bisogno umanitario. Non voglio giudicare perché ognuno vede le situazioni a modo suo, ma con uno sguardo razionale che tenga al centro il valore delle persone, una certa perplessità la posso esprimere. A questa affermazione, sempre sui social, sono arrivate al Don, sia per messaggio privato che pubblicamente, valanghe di insulti. Il Don poi si dice preoccupato per il senso di inciviltà che tali frasi rivelano e poi infierisce dicendo che la cattiveria di certe persone che si proclamano amanti degli animali abbruttisce la loro umanità e che in questo caso sì, gli animali sono meglio delle persone. Ma naturalmente anche questo commento si è attirato una valanga di altre risposte, come quella tra le tante di Jacopo Melio, noto scrittore, giornalista e attivista, che chiede al Don quanti poveri si potrebbero aiutare se il Vaticano pagasse le tasse o vendesse i suoi immobili o qualche altro prezioso. Una domanda legittima all'interno di una diatriba che Don Andrea sottolinea dovrebbe rispettare la libertà di parola, anche quella di dissentire dalle opinioni altrui, ma con rispetto, per non abbruttire appunto la propria umanità.